Il sacrificio degli infermieri, 39 morti da inizio epidemia a Bologna. Felicità Pistilli ha incrociato le loro storie al cambio turno del mattino presto, chi rientra a dormire e chi comincia evidentemente un'altra faticosa giornata. Sentiamo. La quotidianità stravolta di chi da mesi vive lontano da casa in una camera d'albergo. Antonia ha deciso di trasferirsi qui per paura di contagiare i suoi familiari. Infermiera in prima linea contro il coronavirus. Ha messo da parte la sua storia personale. Una foto in bianco e nero sullo schermo del cellulare. Era mio padre, viveva in Puglia, racconta, è morto il 10 marzo. E non sono potuta partire, neanche andarlo a salutare per l'ultima volta. Nella sala colazioni si incrocia la stanchezza di chi ha appena finito il turno, il segno della maschera protettiva a rigare il volto, il simbolo di una scelta. Giosinea, 25 anni, aveva un contratto a tempo indeterminato in una clinica a Reggio Emilia. Si è licenziata e si è trasferita a Bologna per lavorare in terapia intensiva. Vi chiamano eroi. Quanto guadagna un eroe oggi? Non da eroe. Io lo faccio perché è la mia passione, il mio lavoro. 300 gli infermieri ospitati in hotel a Bologna dalla Fondazione Sant'Orsola. Anche il ritrovarsi qui, davanti a un caffè al cambio turno, li fa sentire parte di una battaglia comune. Mamme, padri, figli che hanno fatto un passo indietro rispetto alle loro famiglie. Pietro ha un bambino di 9 anni, la mancanza più grande. Fa dei sogni in cui c'è un mostro che porta via il padre e questo è per me la condizione più difficile da gestire. Negli occhi hanno tutti le immagini dei giorni più bui dell'emergenza. La cosa più difficile è vedere morire le persone lontano dai propri affetti. Io rivedo mio padre in ognuno di loro. Anche il mio papà è morto da solo. In Lombardia tornano a salire i nuovi contagi, cala comunque il numero dei ricoveri in terapia intensiva.